Il tema dell'ambiente, lo abbiamo detto, abbiamo ragionato un po' tutti, da tutti i gruppi arrivano sollecitazioni di vario tipo. Possono essere sollecitazioni puntuali legate a singole poste, questa ad esempio è una, l'emergenza idrica in alcune zone della nostra regione, oppure ragionamenti che vengono sulle acque o sulla plastica o su altri temi specifici. Io penso, Presidente, penso che ci sia davvero la necessità di fare un punto fermo, un punto nave della situazione ambientale in generale, no? Anche perché questo toglierebbe molte strumentalizzazioni e porterebbe in una dinamica davvero di futuro, davvero di ragionamenti. Abbiamo avuto anche l'occasione di incontrare i ragazzi del Friday in questo come capigruppo, anche non so se ci fosse stato anche lei una prima volta, ma comunque col Presidente Zanin, e abbiamo avuto l'occasione quindi di parlare in generale di questi temi in varie occasioni. Mi permetto di lanciare un'idea che potrebbe essere quella davvero, non dico degli Stati Generali, parola molto abusata, ma di una conferenza programmatica molto forte, una conferenza programmatica bipartisan che riesca a mettere assieme il mondo della scienza con il mondo della società in generale, che tenga conto, per quanto ci riguarda anche più prosaicamente, di una serie di passaggi che dovremo fare, che lei come Presidente della nostra Regione dovrà guidare attraverso la programmazione europea. Abbiamo detto in questi giorni, l'ho ribadito anche nel mio intervento in sede di discussione generale, il Green Deal sarà la linea guida rispetto a tutta la programmazione europea, quindi che va dalle attività produttive, arriva all'ambiente e passa per ogni altro settore che pervade la nostra vita quotidiana. Allora, pensare a una conferenza programmatica, a un momento di confronto, a un momento dove la scienza e la politica si incontrano per fare alcuni ragionamenti senza fretta, mettendola davvero come in agenda, come uno degli argomenti più significativi del 2020, potrebbe essere una sollecitazione che io mi permetto a nome del Partito Democratico di farle, ma in maniera molto, molto costruttiva.